Amici di Cagliari Live Magazine e Cagliari Live TV, in questo momento buongiorno, buonasera se ci vedete di sera, insomma buon tutto in ogni momento in cui ci state seguendo. Yes. Allora, io oggi sono un po' emozionata, anzi più del solito, perché non solo ho un grande, lui non vuole che io lo chiami maestro, accanto, assolutamente. ma ho un amico che non vedo esattamente dal 1990, da quando avevo un suo disco, Pequeña Cassaforte, piccola cassaforte, Sì, che con i primi CD avevo sempre lì nella pila dei CD. Gigi Aquas, benvenuto. Presente. Grazie, ben trovata. Pequeña Cassaforte era una piccola bossa nova che a quel tempo fu arrangiata da un grande maestro del jazz contemporaneo, Héctor Costita, che ci sono il clarino e il sax. Poi da lì in poi le cose sono cambiate, è arrivata l'elettronica, prima registravamo su le 4 tracce, sulle le bobine. 4-6 tracce con quei bobinoni enormi, Tascam, esatto. o Revox, esatto. Ricordi? Il vecchio Tascam. Sì, e poi è arrivato il digitale. Banchi mixer manuali. Esattamente. E da lì in poi... cosa è successo, Gigi? Cosa è successo? Facci un riassunto, dai. Sì, un sunto brevissimo. Un sunto breve, dai. Un sunto breve. Ho abbracciato il folk sardo, facendolo ovviamente in arrangiamento rock, quindi feci 2 anni dopo... Il vizio non l'hai perso del rock? No, assolutamente no. Io non faccio altro che ascoltare concerti rock, guarda. Anche se poi alla fine faccio un rock melodico, un pop melodico. La mia produzione è quella. Sempre rock, per me l'importante è che sia rock, io sono di parte, lo sai, certo, Gigi. Certo. E quindi feci quest'album Carrenanai che venne fuori da uno dei miei viaggi in India, nei tempi in cui mi occupavo tanto di spiritualità, e quindi io scrissi questo brano per il Guru Sai Baba. Ma era un brano in sardo, era una ballata su una musica indiana facente parte della religione induistica. E poi sono arrivate le serate, sono arrivate tante soddisfazioni sia in televisione, molte radio in quel tempo trasmettevano i miei brani, e fu un bel periodo. Poi peccato che non abbiamo fatto in tempo a Sound Streets ad averti in radio. Purtroppo sì. E poi ci fu il trasferimento in Brasile, l'esperienza in Brasile con i musicisti brasiliani con i quali collaboro tuttora. Infatti se guardate il mio canale YouTube trovate... Che è? Dicelo subito. Gigi Aquas, adesso poi c'è tutta la sigla. Basta cliccare il mio nome. Su YouTube Gigi Aquas e lo trovate. Sì, sul canale YouTube iscrivetevi, grazie. Ci sono ancora questi lavori fatti a distanza con i musicisti. Ci sono anche spezzoni di concerto? Ci sono anche spezzoni di concerto, sì, c'è un po' di tutto, c'è tanto quindi materiale. Sia video sia lives? Sì. E adesso siamo già grandetti di età, siamo. Guarda, in radio me la facevano dire ogni puntata la mia età, quindi sì. Cioè, è pubblica. E niente. Anzi, meno male che alla nostra età siamo ancora qua, voglio dire. No, cominciamo a differenziare. No, siamo ancora qua a suonare, intendevo, sì, no sulla terra, mi sono espressa male, chiedo scusa. Intendevo qua a io suonare, a proporre la musica. Tua età, per tua fortuna, io la mia, che sono tanti in più. Io cammino, Comunque, insomma, ci troviamo i giorni nostri. Oggi io ho 66 anni compiuti e ho 150 canzoni scritte, pubblicate, 10 album pubblicati, e quest'ultimo qui. Ecco, e adesso siamo qui per questo. Per parlare di Itri. Se la telecamera mi aiuta, magari. Ecco la telecamera che ti aiuta, e di questo album molto particolare. Con Itri? Si chiama Itri 1911. È un album nato su questo brano omonimo, ovviamente, da una storia stranissima caduta in quell'anno, ovviamente 1911, a Itri. Itri era
una piccola cittadina in provincia di Teramo, adesso è una cittadina un po' più grande in provincia di Latina. E lì si concentrarono tutti gli operai d'Italia per la costruzione della ferrovia Roma-Napoli. Dalla Sardegna arrivarono 400 operai con le loro famiglie e si stabilirono a Itri, ma non risultarono assolutamente graditi sia agli itriani ma soprattutto alla camorra che gestiva la costruzione della ferrovia. Quindi ogni scusa era buona per dare addosso a questi sardegnoli. Come li chiamano? Come li chiamavano offendendoli. E quindi io ho avuto l'occasione di conoscere un insegnante sassarese che si occupava di queste cose e mi ha indirizzata a un libro che si chiama Il massacro di Itri, scritto dallo storico sassarese Antonio Budruni, che riporta fedelmente tutto quello che è successo, che è poi la cosa che racconta nella canzone, perché come dice Paolo Conte, la canzone è un film in 3-4 minuti, sì. Tu devi avere l'abilità di restringere e raccontare. In pratica i sardi rifiutarono di pagare il pizzo alla camorra e quindi scoppiò una guerra e li massacrarono, ne morirono pare più di 11, il resto poi furono imprigionati, furono picchiati, furono torturati, eccetera. I potenti dell'epoca nascosero tutta questa certo. faccenda qua, perché ne avevano veramente vergogna. E grazie appunto alla ricostruzione storica dell'Università di Sassari sono venuto a conoscenza di questa cosa qua e l'ho scritta con molto pathos, perché è una cosa che mi ha colpito, perché in pratica si parla tanto di razzismo nei confronti degli africani, eccetera, eccetera, ma il razzismo è dappertutto. Il razzismo è dappertutto, è veramente dappertutto. Bene, cosa volevo dire ancora? Tanto è vero che tu hai parlato adesso, hai fatto un paragone tra i sardi e gli africani. Dire sardignoli è un'offesa, esattamente come ho scoperto. Negro, sì. Negraccio, eccetera. Dire, io ne so una in particolare, dire kenyota, keniano. Ah sì, è vero. Keniano non si dice kenyota. Kenyota, sì. È la stessa cosa tra sardo e sardignolo, esatto, è la stessa medesima cosa. Allora di Itri c'è un video sul tubo. Sul mio tubo. Sul tubo. Allora c'è un video omonimo che è stato realizzato in maniera molto particolare. Allora, non ce lo spoilerare tutto, eh? No, solo una parola, guarda. Perché sennò poi ci toglie il gusto. No, assolutamente no. Siccome non esistono immagini dell'epoca, perché furono tutte distrutte, fatte sparire, le fotografie, i dipinti, non so che cosa. Con Luciano Fele, un pittore nuorese, abbiamo ricostruito, anzi lui ha ricostruito le immagini traendole un po' dalla fantasia, un po' dai libri di storia dell'epoca, e quindi il video è basato su dei disegni in bianco e nero. Poi ci sono anche delle spiegazioni che io faccio, perché è una cosa da raccontare in un certo modo, non è una cosa con da una buttare. certa delicatezza, certo. Sì, è una cosa da buttare così. L'ultima cosa che vorrei dire su Itri 1911 è l'arrangiamento spettacolare che ha fatto Luis Fregapane, che tu conosci molto bene. Che salutiamo, ciao Luis. Caro amico, musicista fantastico. E poi un'altra cosa che vorrei dire. Di musicisti. Qui ci siamo in 14. Amici ce ne sono 14. Abbiamo lavorato in 14. Allora, io saluto in particolar modo Mauro Borsetti, Montalpino, adesso si arrabbierà tantissimo quando sentirà Pino Montalbano. Roberto Loi, che è stato il produttore del disco, nonché arrangiatore. Luis Fregapane, appena nominato. Luis Fregapane, Mauro Borsetti, Felice Cassinelli, le coriste cantanti Massimiliana, Federica, Adriana, Ignazio De Ligia, caro amico che si è prestato a... Ignazio De Ligia, ciao Ignazio. Ciao Ignazio. Poi Roberto Loi che l'ho appena citato, ma mi piace anche ricordare, segnalare un chitarrista che ho scoperto da poco, al quale siamo diventati immediatamente amici. Lui è Alessandro Pizzolo, in arte Alex Fender Guitar.
è un ragazzo eccezionale col quale vorrei collaborare in ancora. futuro. Sì, sì, sì. Poi c'è le copertine le hanno curato Luciano Fele. Chi Sì. non abbiamo nominato? Allora, non abbiamo ancora nominato Giancarlo Casula. Giancarlo Casula, che è la voce recitante di Canto de Natale, essendo lui il nipote del poeta Montanaro. Ok. Poi Felice Cassidelli, che ha curato su Itri, sul brano Itri, ha curato la scrittura dei cori a tenores. E infine dall'Inghilterra Anche Giulio Caruso. basso, dall'Inghilterra Carlo Asuni, basso baritono, diplomato a Cagliari, che vive lì e mi ha registrato tutte le parti vocali a Manchester e ce le ha spedite. Le famose Ormai si lavora così, abbiamo usato molto gli studi di casa. parti mandate con WeTransfer. Esattamente, esattamente. Abbiamo dimenticato qualcuno? No, un'altra curiosità su questo CD che ha 10 tracce. Poi ti faccio una domanda su una traccia in particolare, Yes. forse stai immaginando quale. Non lo so, vediamo. Dimmi. Vediamo. Allora, Dimmi Gigi. il Covid. Ecco, noi siamo sempre empatici, Gigi, come un tempo. Allora, la traccia numero 8, le tracce sono 10 in tutto di questo album, esatto, era solo un raffreddore. Era solo un raffreddore. Ed era la frase che disse l'allora segretario del PD, Zingaretti, prima di andare a prendere aperitivi con i cinesi contagiosissimi che erano appena arrivati da Milano. Tu ricordi? Disse: ma no, era solo un raffreddore. Si è preso il Covid lui e tutta l'Italia, come sappiamo. Quindi questo problema è stato sottovalutato. E con Federica Musques e Luis Fregapane abbiamo scritto appunto questo brano. Tra l'altro, un'altra curiosità che io leggo, cioè un altro fattore curioso, è che generalmente si mette il brano di punta, il singolo di punta di un album, sì, come titolo dell'album, ma si mette come primo brano d'ascolto, invece qua è piazzato al posto 10, quindi all'ultimo posto. Come mai questa scelta, Gigi? Perché ho cercato di mettere una scaletta ad enfasi crescente e siccome quando lo ascolterete vi renderete conto che fra launeddas, orchestrazione, cori, controcori, è un brano che si presta molto bene alla chiusura di un lavoro o alla chiusura di un film, che in pratica se posso farti ma assolutamente non è che poi devi, se ti ci costringo. Era luglio inoltrato quando la nave lasciò la bitta di Terranova e ci ha lasciato il comandante timone a dritta. Terranova è l'antico nome di Olbia, perché si presume che siano partiti da Olbia. Olbia che tra l'altro in questi giorni è al centro dell'attenzione, sì, per via dei pasticci che sono successi. Dei casini, insomma, di fatti da questi signori ipertatuati. Ognuno fa quello che vuole nella vita, dai. Alla fine. Diceva qualcuna molto più famosa di me che si parli bene o si parli male, l'importante è che se ne parli. Sì, l'importante è che se ne parli, quindi, sì, ma c'è anche chi magari parla poco e suona di più, mettiamola così. Oppure chi si dà da fare molto a parlare perché probabilmente altre cose non le sa fare molto bene. Adesso queste non sono frecciatine che sta dando Gigi, sono proprio giavellotti, è diverso. Ecco qua, ti sei rimesso gli occhiali. C'è il sole, tu sei il sole. Oh, ma guarda un po'. Voi pensate che lui non mi vede, penso da che ho 16-17 anni, quindi cioè siamo veramente una vita e mezza. Ci consideriamo colleghi perché siamo colleghi. Siamo colleghi perché Angelia è una cantante spettacolare, ha una voce meravigliosa. La tua, non la mia, Gigi. Vabbè, lo devo dire, lasciami parlare. Io un giorno vorrei incidere con lei Ancora tu nell'universo di Mia Martini.
Che non, è stai? che non è un brano che sì, si dovrebbe riarrangiare, perché non è un brano che No, troviamo il è modo. tanto nelle mie corde, però tra musicisti come noi ci si può arrangiare. Troveremo il modo. Di perché arrangiarlo. hai una voce spettacolare. Io non so cosa dite, molto ben volentieri. Ricordatevi amici che tutto ciò, ricordate anche te Gigi, che tutto ciò che si dice in televisione poi va mantenuto. Sì, ma noi lo manterremo. No, pensavo sì, ma non si sa quando. No, non si sa quando, è come quello che doveva restare. Zona gialla, zona rossa permettendo, insomma, perché adesso non sappiamo questo è un incubo. che fine faremo. Allora, qualche altro particolare? La copertina è un dipinto, abbiamo detto È un dipinto di Luciano Fele. Non l'abbiamo detto o l'abbiamo detto? L'abbiamo detto, sì. Sì. Che riporta anche un'ambientazione, perché i carabinieri a Itri in quel periodo non appoggiarono i sardi, appoggiarono vigliaccamente i più forti, cioè i camorristi. Quindi i carabinieri parteciparono al pestaggio e all'arresto di alcuni sardi. Ecco perché il perché di questa copertina. Qualche altra anticipazione Gigi? Qualche data che riusciremo, non si sa, a fare? Torniamo al Covid. Avevamo una data in piazza a Sirgus Donigala con Felice Cassinelli. Sai che la mia prima data in piazza l'ho fatta proprio a Sirgus? Sì. Avevamo questa data, avremmo fatto una cosa molto bella con la corale femminile e col coro maschile, solo che zona rossa, quindi abbiamo perso l'unica occasione. Come tanti nostri colleghi a cui stanno annullando le date. Abbiamo perso questa occasione. Quindi io continuerò umilmente nel mio studio a dedicarmi alla composizione. Ho scritto una musica su un libro storico che si chiama Desula dello scrittore Giancarlo Casula, che ancora non è edita però. No, la canzone non è edita, ci sto lavorando, però vorrei pubblicarla per Natale realizzando... È così tanto tempo? Ci vuole tempo per fare queste cose. Magari allora ci dovremmo vedere per forza. Guarda, anche quest'inverno, Gigi. Potremmo vederci. Ci stiamo dando anche un altro appuntamento, sì, oltre allora, a quello nel tuo studio di registrazione. Angelia, potremmo vederci a Desulo direttamente, nella casa museo del poeta Montanaro, dove registreremo. Magari lo registriamo assieme al nostro amico qua Salvatore. A Salvatore Garau. Vabbè, poi glielo chiediamo poi glielo chiediamo, dai. En privé. Poi glielo chiediamo. Magari lo facciamo con lui, Magari lo facciamo con lui. Con lui e con tutti gli amici di Cagliari Live a questo punto, certo. Allora, Gigi, sappiamo dove trovarti. Quindi questo disco, Itri, però solo un video c'è, giusto, di questo? No, c'è 3-4 video. 3-4 video, di quali troviamo? Troviamo il video di Ciccia Bomba, Dormi ancora un po', Navaio, che è una Ciccia Bomba era dedicata a me, però. No, Ciccia Bomba poi ha guadagnato molti punti anche sulla stampa, perché si parla del bullismo. Credo... Pierluigi? Pierluigi non c'è ancora fatto un video, è un po' difficile perché è molto, come si dice, autobiografico. Appunto. È la mia infanzia, Pierluigi. Ce ne accenni un pezzo? Non mi ricordo neanche gli accordi, perché l'ho fatto col pianoforte. Di cosa ci puoi accennare qualcosa? Di quali di questi brani? Di questi... Visto che ci rivedremo a Natale, Canto del Natale? Canto del Natale però è recitata, è recitata. Qual è? Dormi ancora un po', cucciolo biondo, sotto il mio piumone, dormi ancora, il tuo latte, i tuoi biscotti, pronti in un secondo, dormi ancora un po', che non mi vedo l'ora. Si è scordata. Questa è una canzone che ho dedicata a mio nipotino Mattia, che ha 10 anni. Ed era la numero 3, Dormi ancora un po'. Dormi ancora un po', sì. Gigi, cos'altro direte se non grazie? Vogliamoci bene. Volemos bene, come si suol dire. Appuntamento. Settembre-ottobre Natale.
per Desula, che sarà un Ok, singolo. quindi vi facciamo un faremo video. sapere, vi teniamo aggiornati. Tu Io mi devo tenere pronta, abbiamo capito? anche a cantare. Anche a cantare. Non canto più ormai da 3 anni, però Canterai, mi sono limitata solo a suonare, a recitare canterai. e a fare qualche Canterai. gorgheggio Canterai ultimamente. con me. Canterò con te, è storico Gigi, è un amico storico ormai. Allora Gigi, io saluto i nostri amici di Cagliari Live Magazine e Cagliari Live TV. A te il saluto definitivo, cioè definitivo per questa puntata, voglio dire, non definitivo. Certo. Oggi sono assolutista, oggi certo. sono un po' così. Certo. Vai. Signori belli, la prima cosa è la salute, perché senza la salute non si fa Niente. caspita. Mi viene il treno